Veneto li abbiamo tolti, tutti i nuovi eletti saranno scelti dal popolo veneto, non più dai partiti. Invece in questo progetto ci saranno parlamentari che non hanno nessun voto, non saranno mai votati da nessuno e ce li troveremo in Parlamento. Sulla questione autostrade poi c'è allo studio questo taglio del 20%, serve però una normativa nazionale prima di operare sul territorio, anche per cave. Guardi, io condivido col Ministro l'opportunità di fare un intervento quantomeno per i pendolari. Certo è che ci devono dare una base giuridica per fare questa decurtazione. Dico anche che so che CAV sta lavorando con delle ipotesi, però a differenza degli altri c'è anche il danno erariale, per cui dobbiamo essere messi nelle condizioni poi di operare. A me non risulta che ci sia qualcuno che ha fatto lo sconto del 20% a tutt'oggi. Matteo Renzi, secondo lei sta facendo una politica di annunci, visto che appunto oltre alla legge elettorale si riferiva anche alla riforma del lavoro? No, guardi, Matteo Renzi ha il problema che identificava Giolitti, che diceva che se a un sovversivo dai un posto di governo lo riduci in un burocrate. Lui non è un sovversivo, però dico che adesso sta diventando burocrate. Quello che sembrava tutto facile, tutto semplice, si traduce che una legge elettorale efficiente come l'ha annunciata a tutti, si traduce in una legge che ha il listino bloccato e quindi manderà in Parlamento ancora delle persone che non saranno mai elette da nessuno.